Amici del Calcio a 5, buon pomeriggio per Sporticili, io sono Ludovico Campuso e questa è la partita di oggi, settima giornata, Serie C1, Girone A, 3M, Palermo Calcio a 5, scontro diretto, zona playoff, uno scontro molto importante che vede in un solo punto di distacco le due squadre, 3M precisamente 11 punti, Palermo Calcio a 5 a 10. C'è anche un profumo di derby del passato, possiamo dire che mister Zapparata è stato ex allenatore del Palermo Calcio a 5, nuova parentesi comunque sicuramente formativa per lui, mister che comunque non ha bisogno di presentazioni, Roberto Zapparata, allenatore che ha fatto Serie C1, Serie B, insomma ne ha fatte tante, a tante categorie, è stato anche un mio mister tra l'altro, questo è un piccolo aneddoto che volevo raccontare, ma al di là di questo quello che possiamo dirvi è che appunto è uno scontro diretto zona playoff, un solo punto tra le due squadre, la differenza, ma questa è la partita in cui 3 punti possono fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Da un lato abbiamo Antonio Calò per la 3M che ha segnato 9 gol in classifica e dall'altro lato comunque un assente dell'incontro, Vincenzo D'Aricca del Palermo Calcio a 5 ne ha segnati 8. Insomma, una partita sicuramente si preannuncia ad alto livello. La formazione per la 3M possiamo già dirla. Abbiamo col numero 1 Norfo, col numero 2 Messina, col numero 5 Di Grazia, col numero 6 Molinaro, col numero 7 Restivo, col numero 11 Girgenti, col numero 19 Runfol, col numero 20 Mangano, col numero 21 Scalavino, col numero 23 La Spisa, col numero 27 Calvaruso e appunto il numero 29, quello il ragazzo che ho appena nominato, il Wonder Boy, diciamo, della squadra, il giovane, il classe 2000, Antonio Calò. Le due squadre si stanno preparando, diciamo che in questo momento in campo c'è solo la 3M, ma comunque tra pochissimo appunto comincerà la partita e le due squadre si contenderanno questo grande incontro di classifica in Serie C1, girone A, un girone sicuramente complicato, che ha visto appunto queste due squadre in piena zona playoff. 3M già al momento è presente la zona playoff, il Palermo Calcio a 5 è leggermente sotto, c'è un solo punto di differenza come ho già detto, insomma sarà una squadra di un certo livello, è un incontro sicuramente molto interessante. Intanto abbiamo anche la formazione ufficiale del Palermo Calcio a 5 e quindi possiamo vedere già con Alongi, poi col numero 27 Davì, col numero 21 Guerrero, col numero 20 Guglielmini, col numero 7 Lupo, col numero 12 Fabio Mineo, col numero 26 Mistretta, col numero 2 Perona, col numero 8 Rizzuto, col numero 19 Russo, col numero 22 Saviano e col numero 30 Vincenzo Sgarlata. Queste sono le due squadre, adesso potete vederle nel loro ingresso in campo. È quasi giunto il momento del calcio inizio dell'incontro. In questo bellissimo incontro, ripeto e ribadisco, un incontro molto importante, sapore di derby per il nostro mister Roberto Zapparata, partita che sicuramente vorrà vincere sia ai fini della classifica sia ai fini della partita stessa. Insomma, un grande incontro, davvero. Aspettiamo il fischio inizio e ne approfitto per ringraziare Sporticili, Francesco Cammuca e anche Salvo Geraci, uno dei tecnici più interessanti che conosco a livello appunto tecnologico, mi ha aiutato tantissimo in questa trasmissione di diretta e quindi manca pochissimo, aspettiamo l'ingresso dei due giocatori in campo. Partita sicuramente, ripeto, che ha sapore speciale, lo ribadisco nuovamente, sarà una partita bellissima, non vediamo l'ora che cominci. Le due squadre si preparano all'ingresso in campo. Ci sono le chiacchiere pre-rito, incontro, le chiacchiere di rito appunto per questo incontro sicuramente
davvero importante, e comincia adesso l'ingresso delle due squadre in campo. Vediamo, chissà con quali sorprese ci saranno le due squadre schierate in campo, con quale modulo, con quale, insomma, formazione, con quale modo si schiereranno in campo. Intanto le due squadre qui schierate al centro del campo. 3M Palermo Calcio 5, incontro che, ripeto, sa veramente di playoff. Prontissimi per cominciare, intanto il pubblico è carichissimo. Il pubblico ha le grandi occasioni nel campo qui del 3M in via Mario Di Lino. Che si preparano, vediamo da che parte attaccheranno i ragazzi del 3M, padroni di casa, in un incontro, in un clima davvero un po' freddoloso, però si può affrontare una buonissima partita di futsal in questo campionato di Serie C1, un campionato che ha visto davvero un bellissimo percorso dei ragazzi del 3M. E adesso il consueto abbraccio di gruppo della squadra per caricare l'incontro. Intanto già ho lasciato un attimo di silenzio per farvi sentire l'urlo e la carica dei ragazzi del 3M, mentre dall'altro lato già possiamo vedere il quintetto del Palermo Calcio 5 schierato con il numero 12 Mineo al centro dell'attacco, mentre dall'altro lato abbiamo Runfolo dall'inizio. E siamo tra pochissimo pronti al fischio inizio dell'incontro. I giocatori si stanno ancora riscaldando. Oh, Pochissimi secondi all'inizio di questo importante incontro del campionato di Serie C1. Si comincia con il 3M in possesso del pallone, il numero 27 Calvaruso che la gira all'indietro, e ancora l'impostazione per sempre i ragazzi del 3M, ancora possono impostare all'indietro. Va il numero 6 Molinaro, ancora il giro palla, Calvaruso, Runfolo, Molinaro, Calvaruso dalla sinistra verso destra, adesso la palla per Scalavino, e poi ancora Calvaruso, ritmi che si stanno cominciando ad alzare. Attenzione qui l'errore in impostazione, la palla spazzata lunga, la può prendere il portiere Perona, che è pronto appunto a giocarla per il suo numero 8, il suo compagno Rizzuto. E il giro palla del Palermo Calcio 5, ancora Palermo Calcio 5, prova a impostare con la palla lunga, la palla va fuori però. E si deve ricominciare con la rimessa laterale per i padroni di casa. 3M che ricomincia appunto con i piedi di Scalavino, che adesso gira per Molinaro. Calvaruso, ancora Scalavino, Scalavino va, prova la palla in mezzo, l'imbucata, protezione del giocatore del Palermo Calcio 5 che ancora vuole impostare. Mineo può prenderla, Mineo avanza, palla lunga in contropiede, Palermo Calcio 5 che va, il tiro di punta esterno della rete da parte del numero 27 Davì, ed è
rimessa dal fondo per Norfo e i suoi che ricominciano con Scalavino. Runfolo può proteggere, grande fisico Runfolo, riesce però non riesce a passare al compagno. Allora ancora proviamo calcio 5 con Mineo, gira il pallone, Mineo in mezzo a due, prestato a occasione utile per il Trem, Calvaruso viene fermato e ancora proviamo calcio 5 che va con Davi che però supera il Emilio Scalavino, fallo fischiato dall'arbitro ed è calcio di punizione per gli ospiti. Si incarica della battuta il numero 27 Salvatore Davi. Norfo che imposta la barriera e le consuete urle di mister Zapparata ancora risuonano nelle mie orecchie di ragazzino. Grande mister davvero. Ancora il giro palla del Palermo Calcio 5 che adesso va con Davi. Davi lo spazio per il tiro, lo tenta, nulla di fatto, deviazione che decreta il calcio d'angolo per gli ospiti. Mineo tira forte ma la palla va ancora nei piedi del Palermo Calcio 5, ancora l'impostazione lascia passare, qui brutto errore di Davi e deve ricominciare il Trem in una posizione davvero interessante d'attacco. La rimessa sui piedi di Scalavino. Scalavino la gira per Molinaro, Calvaruso si accentra, la gira ancora per Molinaro, riceve passaggio in mezzo interessante Calvaruso, la gira per Runfolo, l'occasione ed è il gol di Runfolo, puntata pazzesca di Runfolo ed è 1-0 Trem. Gol bellissimo del Trem, 1-0, ha segnato Emanuele Runfolo ed è davvero un gol pazzesco e subito così pam pam, Trem in vantaggio 1-0. Abbiamo calcio 5 che si ritrova già in svantaggio e che deve ricominciare con Davi che adesso imposta ancora palla per Davi da dietro, Mineo riceve il pallone, si trova a gestire Runfolo ancora in pressione, palla respinta ed è rimessa per il Palermo Calcio 5. La gioca per Rizzuto per Davi, viene servito il compagno sul versante, ancora Rizzuto, giro palla del Palermo Calcio 5, qui Mineo si ferma, Molinaro spinge via l'avversario ed è calcio di punizione per il Palermo Calcio 5. Ancora il giro palla del Palermo Calcio 5, va con Mineo ad impostare, ancora la squadra in svantaggio che deve impostare, recupera il pallone Scalavino, ancora 3M, Calvaruso prova ad allungare, Zapparata predica il giro palla, avete visto chiaramente il gesto di mister Zapparata, e ancora il Palermo Calcio 5 che può gestire il pallone con il suo centrale Rizzuto. Ancora Rizzuto per Mineo, stop un po' rischioso, Scalavino insegue però riesce a giocare il Palermo Calcio 5 ancora con il giro palla prolungato, cerca di trovare lo spazio giusto la squadra del presidente Messeri. Ancora Mineo può andare, attenzione al Palermo Calcio 5 pericoloso, palla per Davi Norfo la para Alessandro Norfo, Molinaro, Calvaruso con calma, aspetta e vuole dettare i tempi, Molinaro, Scalavino, Molinaro, Runfolo, autore del gol, prova ad andare, palla lunga, fermata da Rizzuto e ancora Palermo Calcio 5 con Mineo si infila in mezzo a 3 ed è un bellissimo gol quello di Fabio Mineo. Grande gol, nel frattempo il pareggio registrato dal Palermo Calcio 5. Ed è una rete molto bella, c'è da dirlo. Fabio Mineo del resto è un giocatore comunque davvero di grandissima qualità. Il Trem subito
deve ricominciare dal pareggio appena subito. Ancora il 3M che può girare con Molinaro, e ci sono stati già i primi cambi da parte di Mr. Zapparata. È entrato Calò e il numero 7 Restivo. Ancora Calvaruso, Molinaro, Calò riceve il pallone, 9 gol per lui in questa stagione al momento. Calvaruso, Restivo, ancora Calvaruso, non trova nessuno, deve provare a servire il compagno, gira dietro per Molinaro, Restivo, e qui un brutto errore, attenzione, pericoloso, sanguinosissimo quel passaggio, molto rischioso per i ragazzi del 3M. Può andare Calvaruso, bella la giocata qui di Suola per Calò, ed è subito il 2-1, appena entrato ha segnato Calò e fa sentire il pubblico, si vuole far sentire dal suo pubblico. 2-1 3M. Grande la giocata qui di Calvaruso, che serve meravigliosamente Calò, che veramente non può far altro che metterle in rete con un fantastico gol, ed è 2-1 3M. E Zapparata subito predica calma, fa i complimenti al suo ragazzo e si ricomincia. Partita subito frenetica, siamo nei primi 20 minuti di gioco ed è davvero qualcosa di meraviglioso, almeno 20 minuti della nostra diretta ovviamente, poi comunque bisogna considerare il tempo effettivo registrato, non siamo proprio nei primi 20 minuti, siamo molto più indietro. Ancora il dribbling qui del giocatore del Palermo Calcio a 5 che viene fermato ed è giustamente fallo secondo l'arbitro. Gioca molto bene il numero 22 Saviano. E già è il terzo fallo, appunto. Zapparata professa calma e avvisa i ragazzi del terzo fallo. Prova a girare il pallone, Molinaro perde il possesso, ancora Palermo Calcio a 5 con Davì, palla per Mineo, in aria Norfo accusa il colpo, colpito probabilmente da Mineo in maniera comunque involontaria, anche con un po' di furbizia cerca di far fermare il gioco. Molto intelligente anche Norfo in questo caso. Ancora Restivo per il 3M, Molinaro, ancora Molinaro, Restivo, palla per Calvaruso. Calvaruso può gestire ma qui sbaglia. Ancora deve andare Rizzuto, viene fermato ed è rimessa a 3 per il Palermo Calcio 5. Baricentro altissimo della squadra rosanera che vuole davvero recuperare la partita. Gioca Mineo all'indietro per Davì, ferma tutto Calò e l'arbitro predica calma. Cominciano un po' di scamucci in campo, però l'arbitro la sa controllare bene questa partita senza dubbio. L'arbitro adesso spiega e redarguisce bene i due ragazzi, proprio per fargli capire che comunque non vanno fatti questo tipo di interventi, ci vuole una condotta sicuramente più consona a una partita di futsal. Ed è palla per il Palermo Calcio 5 che ricomincia da qui. All'indietro per Lupo, ancora in pressione Calò, all'indietro il Palermo Calcio 5 con il suo portiere, la gioca Mineo sulla laterale, serve molto bene Saviano, palla in mezzo, Calò bravissimo in copertura, occasionissima per il Palermo Calcio a 5. 3M che la sta gestendo benissimo in questo momento. 2-1, ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso sul nostro canale YouTube Sporticini. Approfittiamo per seguire appunto questa partita e tutte le altre partite del pomeriggio di questa settimana di calcio locale proprio sul canale YouTube Sporticini. Intanto la palla lunga per Calò che mette giù col petto, va Calò in avanti, ferma molto bene Davì, ancora però va Calvaruso, clamorosamente l'occasione sprecata da Calvaruso. Poteva essere un'occasione davvero sanguinosa per il Palermo Calcio a 5 che adesso deve giocare con Saviano. Ancora il giro palla per Davì, presta Calò ed è l'ultimo tocco il suo, rimessa laterale per il Palermo Calcio a 5 che batte adesso. Ancora con il suo capitano Lupo, Mineo, Lupo, Davì, impressione Restivo, recupera il pallone Calvaruso, fallo su di lui, calcio di punizione in una zona sicuramente pericolosa e occasione importante per il 3M. Contro i falli segna esattamente 3-1
Potete vederlo dall'inquadratura qui, anche se non si vede benissimo. Comunque il conto dei falli è sul 3-1. Ed è calcio di punizione, si incarica della battuta il numero 6, Molinaro. 2 uomini sul palo per il Palermo calcio a 5, è un quadrato di fatto a schieramento della difesa, il tiro di Molinaro, respinta, ancora Molinaro, doppia respinta in 2 tempi, para il portiere Massimo Perona. Va, palla lunga, Davi, anzi Saviano, e Calò col braccio alto, l'assistente dell'arbitro. Il secondo arbitro della partita fischia questo fallo, giustamente annotato, ed è il conto dei falli adesso segna 4-1 a favore del Palermo calcio a 5. Ricordiamo sempre la regola del futsal, che dopo 6 falli, dopo il quinto fallo scatta il tiro libero per gli avversari, ed è, attenzione, una bella azione per il Palermo calcio a 5 qui, che viene fermata da Calò. Ancora va il Palermo calcio a 5 con Lupo all'indietro per Davi, ancora Lupo, Davi, Lupo, pressione del 3M, Mineo palla, interessante per Lupo, ancora il giro palla, Palermo calcio a 5 che può andare con Saviano e poi Davi, ancora Davi, Saviano, anzi Lupo non ci arriva e chiede il time out, mister Zapparata. Un momento che è sempre importante non solo per rivedere quello che è successo durante la partita, ma anche per riposare. Chissà cosa si diranno i due mister in questo momento. Possiamo vedere una Zapparata che comunque parla sempre tantissimo in campo, e il Palermo calcio a 5 invece che sta cercando di mettere ordine. L'allenatore del signor Salvatore Lo Piccolo per il Palermo calcio a 5, almeno quello che risulta qui in distinta. Infatti mister Lo Piccolo sta cercando di dare le indicazioni, in particolare si rivolge a Fabio Mineo, giocatore comunque dalla maggiore qualità in questa squadra, anche se abbiamo visto i ragazzi schierati in campo che non sono davvero male, ma Mineo, giocatore veramente di alta categoria, così come i ragazzi del 3M, in particolare Molinaro, che ha dato davvero un grande ordine in difesa, Calvaruso che è stata una spina nel fianco per tutto il tempo, e poi ovviamente Runfolo che ha sfruttato l'occasione come meglio poteva dell'1-0, gran tiro di punta come in un vero e proprio campionato di futsal, grande gol quello di Runfolo, e deve ricominciare la squadra di mister Zapparata, ancora con Molinaro, la gioca per Calò, Molinaro, Restivo, Molinaro, va a Calò, palla bassa, Molinaro, ancora Restivo, la gira per Calvaruso, l'ultimo tocco è il suo però secondo l'arbitro, quindi rimessa laterale per il Palermo calcio a 5. Scarlata, appena entrato, Calò può prendere il pallone, Calò avanza, Calò il tiro, ed è gol di Calò, e adesso sono 11 per Calò i gol segnati, 3-1 3M. Calò che ha fatto un gol davvero pazzesco, 3-1 per il 3M. Calcio a 5 che deve ripartire, ancora Lupo, Saviano, viene servito il numero 19 appena entrato, deve essere Russo, e intanto Calvaruso va in avanti, Calvaruso ancora, resiste, palla per Calò, in difesa Saviano, ed è calcio d'angolo per il 3M. Molinaro vuole girarla per Restivo, rischia qui da ultimo uomo, Zapparata glielo dice, ha rischiato moltissimo come ultimo uomo, e può ricominciare adesso la squadra ospita. Palermo calcio a 5 che gioca con Lupo, palla per Scarlata, c'è un continuo cambio di posizioni come è giusto che sia in una partita di futsal. Ancora il Palermo calcio a 5 che va, viene fermata ed è rimessa laterale per i ragazzi del 3M. Calò, la gioca per Molinaro, Restivo, e Restivo qui sbaglia,
zappata gli predica calma, doveva fare molta più attenzione qui nella gestione del possesso. Poi abbiamo calcio 5 che ancora può giocare con Sgarlata. Lupo. Ancora Saviano. Lupo. Sgarlata. Ancora Lupo. Non pressa il 3M, sapientemente aspetta. Ancora Russo il giro palla, poi Lupo. Lupo vuole accentrarsi e creare spazi. Sgarlata, può avanzare. Saviano. Russo. Sgarlata. Riceve adesso il pallone e va avanti con la suola. Prova a superare l'avversario, non ce la fa. Calò palla lunga per Calvaruso in uscita. Perona tocca la rete di sostegno ed è rimessa la 3 per i padroni di casa. Calò. La gira per Molinaro. Scalavino. Calvaruso, palla in mezzo. Palla davvero rischiosa in orizzontale qui, però Calvaruso ha avuto fortuna. Ancora abbiamo calcio a 5, grande recupero del 3M invece con Scalavino. Calvaruso che va e gestisce. Molinaro. Scalavino. Scalavino prova la palla lunga, scivola Sgarlata. Ancora Scalavino, resiste alla carica. Scalavino la può tenere. Scalavino cerca il fallo che gli viene concesso. Fallo chiaramente evidente. Fallo che ci può stare, anche un po' cercato, però un fallo giustamente evidente, fischiato da parte dell'arbitro dell'incontro. Ed è calcio di punizione per il 3M. Calcio di punizione per il 3M. Vaccalo. Giocatore indietro Molinaro. Tiro fuori. Intanto 3M ancora che gioca con Scalavino. Molinaro. Calò che ha cambiato versante intanto. Calvaruso cerca di gestire per Scalavino. Molinaro. Calvaruso prova ad andare, fermato da Lupo ed è rimessa laterale. Prima calcio a 5. Sgarlata. Ancora gioca il 3M in avanti con Calò che perde il possesso ed è rimessa laterale. Sgarlata batte velocemente. Ancora Lupo. Lupo va. Brutto errore qui. Calò vuole proteggere. Calò il classe 2000 la gira. Il Lupo ferma tutto. Con grande lettura. Ancora Lupo. Può avanzare Andrea Lupo. Contropiede. Lupo con esperienza lo ferma. E ci sono un po' di questioni. In campo. Il Lupo che chiaramente ha fatto il fallo per assolutamente fermare il contropiede del treno. Scalavino sicuramente si è arrabbiato, ma il risultato è partita che va. Calcio punizione battuto. Molinaro la gira per Scalavino. Scalavino prova ad avanzare su Sgarlata, riesce a passare ancora Scalavino e stavolta è fallo di nuovo fischiato. Calcio di punizione per il 3M. Molinaro alla battuta, 2 uomini in barriera. Perona leggermente indietro a proteggere la porta. Molinaro, lo schema Scalavino, tiro fuori. Occasione importante qui per il 3M.
Ancora Sgarlata. Gioca Rizzuto, Lupo. Ancora Rizzuto. 4 pari, il contro dei falli intanto nel frattempo. E subito il recupero importante del giocatore del Trem, il numero 11 Girgenti. E gioca il Palermo Calcio 5 con Sgarlata. Ancora Lupo. Rizzuto. Trem che pressa qui per lo Sgarlata. Posizione pericolosa, Sgarlata prova il tiro, deviata da Calò ed è rimessa laterale. Ancora Rizzuto all'indietro per Sgarlata, la tiene in campo. Lupo, sombrero russo, ancora Palermo Calcio 5 che gestisce questo possesso. Va Sgarlata, palla lunga. Calavino, l'ultimo tocco è di Sgarlata. L'ultimo tocco evidente di Sgarlata ed è rimessa. Era già fuori, secondo l'arbitro, errore mio, era già fuori. Ancora Palermo Calcio 5 che gioca. Russo, prova il tiro, deviazione di Calvaruso con la schiena. Ed è rimessa già battuta, ancora Palermo Calcio 5 che va. Palla sulla laterale per il numero 21 che la gira a Sgarlata. Il numero 21 è Guerrero. Viene fermato ancora Sgarlata ed è rimessa al fondo come ha indicato l'arbitro. Deve vedere il gesto del braccio, chiaramente indicato verso la zona d'attacco. Ed è la rimessa laterale per i ragazzi del Trem che in casa stanno conducendo una partita fantastica davvero. Calvaruso, ultimo tocco di Guerrero, Girgenti cerca di proteggere il pallone dalla pressione intensa del giocatore Rizzuto. Calvaruso la gira all'indietro per Molinaro. Lo scarico per Scalavino, ancora Molinaro. Calvaruso, imbucata in verticale per Girgenti che sfrutta il fisico. Palla per Scalavino, Scalavino in aria, il tiro. Ottimo il recupero di Sgarlata ed è calcio d'angolo per il Trem. Passaggio all'indietro, Molinaro. Tiro fuori. Quinto fallo. C'è stato un errore probabilmente nell'esecuzione del calcio d'angolo. Comunque quinto fallo di fatto per il 3M, quindi dopo questo c'è il rischio tiro libero. Ricordiamo che appunto per chi non... Ancora Palermo Calcio 5 che gioca con Rizzuto. Sgarlata. Intanto Palermo Calcio 5 ancora che Molinaro recupera il pallone, adesso va a Calvaruso, si ferma all'indietro per Molinaro. Molinaro gestisce i ritmi. Scalavino. Molinaro. Calvaruso. Ha grande spazio, può avanzare. Girgenti lo tengono e lo spingono via Calvaruso. Girgenti si ritrova lì a tenere il pallone. Ovviamente non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla. Mi sembra anche inutile protestare in questo caso specifico, però va bene così. Ovviamente in una foga agonistica della partita inutile protestare. Siamo 5-4 il conto dei falli a favore del Palermo Calcio a 5 e quindi contro il 3M che rischia col prossimo fallo il tiro libero degli avversari. Ancora l'impostazione per Guerrero, riesce a gestire il Palermo Calcio a 5 ancora con Rizzuto. Quintetto sicuramente molto dinamico, molto giovane, quello del Rosanero. Calvaruso, palla in mezzo, Girgenti protegge bene da pivot il pallone, la gira, Calvaruso si ferma. Ancora Calvaruso, serve all'indietro il numero 5. Ancora Scalavino che però perde il pallone, Sgarlata può andare, Sgarlata, tiro fuori. Errorissimo di Grazia qui nell'impostazione, ha rischiato davvero un bel po'. Trem che gioca con Di Grazia e poi Scalavino. Palla sulla verticale per Girgenti, Girgenti all'indietro per Di Grazia. Pressa forte il Palermo Calcio a 5 ma il Trem può uscire benissimo. Calvaruso lo scambio con Di Grazia.
La palla è lunga, sempre meglio di nulla, sempre meglio di quel passaggio rischioso spazzato. Poi calcio a 5 rimessa laterale, Sgarlata alla battuta. Vincenzo Sgarlata, che ricordiamo, oltre ad essere giocatore di futsal adesso, ha avuto un passato da calciatore di calcio a 11. Ha giocato con la maglia dell'Alcamo in eccellenza, giocatore dalle immense qualità tecniche che si prestano al futsal. Fermato qui Sgarlata, secondo l'arbitro è tutto regolare, almeno sembrava. Ovviamente ci si è fermati. E questo è di fatto il fallo per il tiro libero. Vediamo cosa ha deciso l'arbitro. Almeno a me sembra che ci siano tutti gli estremi per il tiro libero da parte del PEM calcio a 5, però vediamo. No, penso di no, infatti non c'è nulla, per fortuna del 3M. Vediamo cosa decide l'arbitro. E può ricominciare. Nulla di fatto, palla ridata. E il 3M ha rischiato moltissimo con quell'intervento. Calvaruso gioca per Di Grazia, ancora Scalavino di prima, alza il pallone, la palla deve essere messa a terra e lo fa bene il PEM calcio a 5. Ancora giro palla, Scalavino spazza ed è comunque rimessa calcio d'angolo, no, rimessa al fondo per la 3M, che può impostare in quelli che sono gli scampoli di questo primo tempo. Gioca Restivo, adesso Di Grazia, Calvaruso, Restivo, Di Grazia, Girgenti, pressa il PEM calcio a 5. Girgenti col fisico deve proteggere, preferisce mandarla fuori, giusto così. Rimessa laterale per il rosanero, il giro palla, Davì, Zapparata chiama l'uomo per accorciare, si sta riscaldando di nuovo Runfolo. E ricomincia la 3M. Ancora PEM calcio 5 che va con Davì, si confonde, la palla incespica sui piedi ed è rimessa laterale per la 3M, i padroni di casa che giocano corta con Di Grazia. Norfo per Runfolo, palla lunga, non ci arriva, l'ultimo tocco comunque è del PEM calcio 5, quindi può giocare la 3M. Ancora con Di Grazia, Restivo, Di Grazia ancora, Calò adesso appena entrato, palla per Runfolo che protegge benissimo in classe 2001. Grande lavoro di protezione del pallone, davvero pivot, Manuele Runfolo, classe 2001. Gran gol il suo, quello dell'1-0, poi lo vedrete negli highlights di Sporticili. Ancora Runfolo si gira, spalla alla porta, vediamo Runfolo cosa può fare. La tiene lì, grande giocata qui di Runfolo e poi, peccato, la giocata più bella e quella più importante non coincidono purtroppo. Ed è rimessa per la 3M. Di Grazia. Ragazzi, me ne vado! Ancora la palla lunga spazzata da parte di Di Grazia, brutto errore qui. Il PEM calcio 5 che ricomincia con il giro palla da parte di Guerrero. Rizzuto, Guerrero, Rizzuto, Davì va in mezzo, il tiro invece va fuori. Cugli, segui l'azione, Cugli! Ancora 3M che gioca. Ancora 3M che gira per il pallone di Restivo, non sa chi darla. Chiedeva il giro palla Zapparata, non l'ha ottenuto ed è rimessa 3 per il PEM calcio 5. Ancora che gioca con il suo numero 20, gestisce bene qui il pallone, Rizzuto. Ancora lo scambio veloce, Calò la manda fuori. Ancora va il PEM calcio 5 che gira. Davì, Saviano, Davì, Saviano, ancora Saviano, palla in mezzo
La gioca il Palermo Calcio 5 con questo quintetto davvero giovane e veloce. Ancora David. Restivo che vuole prestarlo. Aspetta. Runfolo qui in ritardo. Calò ci arriva deciso. Ed è fallo. Fallo che forse è stato un po' accentuato, però fallo che ci può stare. Ed è adesso, mi sa di sì, è il tiro libero. Se ne incarica il numero 20 del Palermo Calcio 5, esattamente Guglielmini, che sarà pronto alla battuta del Palermo Calcio 5. Guglielmini contro Norfo, un duello che probabilmente vedremo per tutta la partita. Vediamo come va quando siamo ai 44 minuti della nostra diretta. Guglielmini contro Norfo, la rincorsa, il tiro e c'è il gol del tiro libero e c'è il gol del 3-2 per il Palermo Calcio 5, gol che accorcia le distanze per i ragazzi rosanero, che adesso possono ancora recuperare in questa fine di primo tempo. È 3M che deve ricominciare, 3M che può gestire e deve gestirla meglio. Ancora Restivo, Di Grazia, la palla lunga, l'ultimo tocco è del Palermo Calcio 5 ed è rimessa. Restivo, Di Grazia, Calò con calma per Di Grazia, ancora Calò, cerca la palla lunga per Runfolo, grande anticipo qui di Rizzuto, va avanti il Palermo Calcio 5, ancora lo scambio, grande intervento di Grazia qui che ferma tutto e Norfo va con Calò con calma, vuole puntare l'uomo, vediamo cosa fa Calò, la gira Di Grazia, Restivo, le finte di corpo per proteggere il pallone, Di Grazia, palla lunga, spazza, la palla è Perona. Gioca il Palermo Calcio 5, ancora la giocata dal basso, la sovrapposizione di Saviano, Mineo, Rizzuto, la giocata qui è la grande difesa del 3M da parte di Carmelo Di Grazia, rimessa laterale, ancora Mineo, giro palla del Palermo Calcio 5, sempre David in avanti, David il dribbling, supera Runfolo, palla in mezzo, recupero di Restivo, palla per Calò che può andare con l'esterno verso Runfolo, era bella l'idea, ricordiamo che il controllo falli è sempre a 6, quindi se dovesse essere fiscato un fallo c'è anche tiro libero, azione sbagliata dai ragazzi del Palermo Calcio 5 ed è rimessa laterale. Restivo, Calò, Calvaruso ed è decisamente fallo di Rizzuto nei confronti di Calvaruso ed è adesso il conto dei falli 7-5. Come? C'è una decisione sicuramente contraria ed è un altro fallo, quindi un altro tiro libero. Intanto il tiro libero per il Palermo Calcio 5, Guglielmini contro Norfo, stavolta Norfo para ed è calcio d'angolo per i ragazzi rosanero. Ancora qui occasione rimessa dal fondo per il 3M e Norfo che può giocarla corta, Scalavino, Calvaruso la gira per Di Grazia di prima per Calvaruso, rischia qui Calvaruso, ottiene la rimessa contro però e Palermo Calcio 5 che va con David,
Palla pericolosa. Ancora Palermo calcio a 5 che gioca e qui sbaglia. Ed è fine primo tempo di questa partita sentitissima, partita bellissima. In questo momento il risultato di 3-2. San Vito Lo Capo e Parma, l'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana è iniziata adesso. Parmonval contro San Vito Lo Capo, lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcio a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'8 del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone va l'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca allo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo. Il classe 2003, intanto va il cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcio e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone che aveva fatto il 3-0 ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1
per il San Vito Lo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto da parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi che comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa? Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parmonval l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa, perché diciamo che non avete concesso nulla? No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché dico, alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti. C'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol, anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Bulades e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Crede che sia un giocatore fuori categoria? Ma guarda, non mi piace parlare di 2 o 3 elementi della mia squadra, loro lo sanno, per me sono tutti uguali, lavoriamo in settimana per diventare una squadra importante. Sarebbe offensivo nei riguardi degli altri dire Rosone, Bulades, tutti hanno, anche chi entra dà il proprio apporto, il proprio contributo, quindi sono contento perché credimi, è una squadra dove, a parte che è giovanissima, lo vedi, il più grande è proprio appunto Rosone che ha 29 anni, poi hanno tutti 22-21 anni. È una squadra che mi dà la possibilità di poter scegliere, di poter fare delle scelte, sono bravi, in settimana mi mettono in difficoltà. Poi sì, la catena di sinistra oggi ha funzionato secondo me meglio della catena di destra, ma ti devo dire che la catena di destra di oggi era la prima volta che giocava, perché noi abbiamo giocato con l'Under in un'altra posizione del campo, ma è giusto così, dico, è giusto dare spazio a tutti, è giusto dare la possibilità di esprimere, anche perché ti ripeto, noi siamo un gruppo affiatato, chi entra, chi esce. Per me, che sono il loro mister, credimi che è la stessa cosa. Qual è l'obiettivo del San Vito? Ma l'obiettivo del San Vito intanto è divertire, credo che al momento ci stiamo riuscendo, perché come hai visto secondo me facciamo un buon calcio. Non parlerei solo, tu poco fa hai detto fase offensiva, io parlerei di gioco corale, di manovra, poi ti ripeto, sono sempre gli uomini in campo che fanno la differenza. L'obiettivo, guarda, se riusciamo a fare i playoff, che ben venga. La società non si è posto un obiettivo, in Coppa se andremo avanti bene, certo, poi se a dicembre dovessimo essere attaccati alle prime
o a essere ancora in Coppa, la società sa eventualmente quello che voglio. Rieccoci tornati con il secondo tempo della 3M Palermo Calcio a 5. Il 3M la mette in rete con il gol di Vincenzo Calvaruso. Si aggiorna il risultato ed è 4-2 per i padroni di casa. Padroni di casa che subito vanno in vantaggio proprio in questi primissimi minuti e secondi del secondo tempo. Ancora Calvaruso che recupera il pallone. Molinaro. Calò. Molinaro. Runfolo punta. Ancora Runfolo. Prova a passare. Viene fermato da Rizzuto. Impatto importante di questo secondo tempo per i ragazzi del 3M. I ragazzi di Mister Zapparata che riescono subito ad attaccare e essere incisivi. Runfolo ancora. Runfolo si gira. Ancora Molinaro. Molinaro per Calò. Grande palla. Viene fermato però dalla Giuseppe Calcio 5. Mineo. Fermato. Ancora il giro palla del Palermo Calcio 5 che torna all'indietro con Rizzuto. Runfolo chiede di tenere il pallone solo lui, di seguirlo, di seguire l'uomo. Ora va a Calò. Giro palla del Palermo Calcio 5. Palla in mezzo, Mineo. Tenta il tiro, va fuori. 3M 4, Palermo 2. Per chi si fosse collegato soltanto adesso con questa live sul nostro canale YouTube Sporticili. Il 3M che va con questa palla spazzata lunga. Rizzuto dal centro la gira. Palla in mezzo, recupera Calvaruso. Può essere un contropiede interessante. Vediamo Calò cosa fa. Calò avanza. Calò il tiro. Respinge Perona. E ancora Runfolo. Calò. Lo scambio non riesce. Il Calvaruso. E ancora il giro palla del Palermo Calcio 5. Mineo. Fabio Mineo la gira per David Saviano. Ancora Rizzuto. Saviano con la suola gestisce Mineo. Pressa Runfolo. La tiene ancora lì. Mineo all'indietro. Perona la gioca. Facile per Rizzuto. David. Giro palla dei ragazzi di Mistello Piccolo. Ancora Rizzuto. Saviano adesso. Ancora Rizzuto. Mineo. Imbucata per Rizzuto, non va. Palla fuori. Rimessa tra le 3M che fa respirare l'azione e fa respirare i ragazzi di Mister Zapparata. Ancora 3M con Molinaro. Il giro palla per Calvaruso. Calvaruso per Calò. Lo scatto di Calvaruso importante in aria. C'è Perona. Grande uscita da parte dell'estremo difensore rosanero. Ed è la palla per il 3M. Runfolo deve gestire ancora il giro palla. Molinaro. Calò il tunnel. Runfolo di prima per Calò. Bella palla. Sombrero. Calò il tacco tentato. Palla in mezzo. Calò in uscita Perona. Ottima l'uscita del portiere rosanero. Applausi da parte di tutto il pubblico. L'arbitro verifica le condizioni del portiere ed è rimessa laterale per la squadra padrona di casa. Ancora il 3M che gioca con Calvaruso. Runfolo da pivot, gestisce all'indietro Molinaro. Calò. Molinaro, dai e vai. Vediamo se viene ritornato. Infatti è così. Calò protegge, palla, rischia, chiede un fallo che comunque non viene fischiato e gioca la 3M con Molinaro. Palla lunga. Calò mette giù con difficoltà. Diventa un passaggio per Calvaruso che recupera un grande pallone. Cristian Calvaruso in aria. La palla in mezzo. Perona. E contropiede del Palermo Calcio a 5 però rischia qui la difesa nero-verde. Grande recupero. Ancora 3M con Calò. La palla in mezzo.
palla lunga, Molinaro protegge con grande sicurezza la team in campo. Runfolo. E c'è il cambio. Scalavino adesso appena entrato, riceve il pallone. Runfolo. Molinaro. Calvaruso. Molinaro, ancora Calvaruso. Cerca l'imbucata sulla stessa linea. Deviazione da parte della difesa avversaria. È entrato anche il numero 7 adesso Restivo, leggendo dei cambi per far riposare i ragazzi misti Zapparata. Ancora il giocatore verde e blu, Runfolo e il tiro non è come il primo, non gli è riuscito. Tiro fuori, messa al fondo. Perona la gioca corta. Vediamo calcio a 5 che gioca per Rizzuto. Davi prova a puntare Restivo, alla fine la passa a Mineo. Mineo allo spazio, serve Saviano, la palla va fuori. Ancora Norfo che la gioca corta. Molinaro. Restivo sbaglia qui il pallone. Un pallone sicuramente facile, poteva essere maggiormente gestito meglio. Ed è Palermo calcio 5 che va. Ancora Davi. La palla in mezzo intercettata, molto bene la difesa del 3M. Runfolo protegge benissimo con la suola e va per Scalavino. Poteva seguirlo prima. Scambio del Palermo calcio 5. Ancora Saviano. Allarga alla fine. Rizzuto. Ancora Saviano. Davi. Palla laterale per Rizzuto. Saviano. Davi. Davi per Mineo tutto solo. Attenzione, è pericoloso qui Mineo. Si gira Scalavino. Esce deciso. Ancora palla per il Palermo calcio 5 pericolosa. Restivo protegge ottimamente col corpo. E c'è il cambio. Esce Runfolo, entra Girgenti. Restivo. Palla lunga per Girgenti. Protegge benissimo il pallone. La gira. Ancora. Messa laterale per la squadra rosanera. Rizzuto. Mineo. Palla interessante in mezzo. Grande recupero quello di Molinaro. Ed è calcio d'angolo. Mineo è un giocatore davvero di altra categoria. Veramente grandissima qualità. Battuta del calcio d'angolo. La gioca corta. Mineo il tiro. Alta. Norfo la para. Norfo non sa chi darla. Preferisce la palla lunga, infatti è una palla un po' velleitaria, però ci sta in questo caso. Ancora Saviano. Restivo col corpo. Braccio largo, quindi non c'è assolutamente nulla. Non c'è assolutamente nulla, secondo l'arbitro, giusto così. Giustamente non si parla in questa maniera. Per come io rispetto lei, deve rispettare me. L'arbitro redarguisce Saviano, probabilmente avrà detto qualche parola di troppo. E si ricomincia. Ancora 3M che va. Girgenti. Viene fermato ed è rimessa al laterale. Palermo calcio 5. Ancora Saviano. Palle in mezzo per Russo. Viene fermato Girgenti contropiede. 3M che va. Girgenti. Ed è l'ultima deviazione è per il 3M. C'è stato un errore, l'arbitro ha segnalato. Rimessa per il Palermo calcio 5 e gioca. Saviano. Ancora Rizzuto. Sbaglia il passaggio e va il 3M a gestire. Restivo, palla lunga in testa per Scalavino. Scalavino. Non c'era Girgenti, l'ha servita a memoria quasi. E infatti Zapparata glielo dice, dovevi seguire il palo. Perona. Gioca il Palermo calcio 5. Ancora Russo che prova ad andare contro Molinaro, avversario difficilissimo per tutta la partita. Mario Molinaro, una roccia davvero. Ancora 3M. Restivo. Molinaro. Restivo. Gli orlacci di mister Zapparata si sentono. E giustamente
È il suo stile, o lo si ama o lo si odia, Zapparata. Ed è rimessa laterale per il Palermo calcio a 5. Il controfalli ricordiamo che si è annullato, è 0-0, risultato 3M4, Palermo calcio a 5-2. Saviano all'indietro, Davì, ancora per Rizzuto, Davì, la palla in mezzo, la sponda ben riuscita, ancora Palermo calcio a 5 all'indietro, Saviano, Russo, protegge molto bene il numero 19, serve Saviano, ma il 3M c'è, Girgenti, ha usato il corpo, fallo fischiato, ogni decisione dell'arbitro per me è legge, per cui comunque giusto così. Il conto dei falli è di fatto 1-0 da parte del... cioè il primo fallo fatto appunto dal 3M. Ancora va Molinaro, restivo la gira, Molinaro da ultimo uomo deve gestire, pressato, vediamo Molinaro, è in difficoltà Molinaro, palla lunga, sgarlata, la gira, Rizzuto, Saviano, sgarlata, aspetta sovrapposizione che viene premiata, Saviano, palla in mezzo, Russo protegge bene, Russo, tutto regolare, va il 3M con Girgenti, palla in mezzo per Restivo, il controllo con la suola è precario e Perona esce, palla fuori. Molinaro, 3M che va veloce, Scalavino, Girgenti il controllo, Rizzuto lo ferma, rimessa laterale, l'ultimo tocco di Girgenti, rimessa 3 per calcio 5, ancora Rizzuto, Palermo calcio 5 che sta dimostrando davvero di voler recuperare, 3M comunque che sta gestendo, e ci sono state un paio di occasioni in cui ha potuto davvero attaccare e essere più cinica. Restivo, palla subito del Calvaruso che sbaglia il controllo ed è rimessa laterale. Cambio rimessa, la palla andava nella posizione dove era l'arbitro, adesso c'è battuta regolare, Molinaro, Restivo, protegge col corpo, ancora Molinaro, da ultimo, palla lunga per Calvaruso, Lupo a terra, lo rialza ovviamente, nulla di grave, si gioca ancora, Scallata, Saviano, all'indietro, Lupo, Sgarlata, viene fermato, l'ultimo tocco è Rosanero, l'ultimo tocco è del 3M, quindi rimessa da Rosanero, Restivo protesta con l'arbitro redarguisce, sinora la condotta degli arbitri è assolutamente impeccabile, ha fatto qualche piccolo errorino su delle rimesse, però si può stare, ancora Lupo, può gestire il Palermo calcio 5, Saviano in difficoltà, viene pressato dai nostri, ancora palla per il 3M, Calvaruso protegge il pallone ed è rimessa. Restivo, la gira per Molinaro, da ultimo uomo deve gestire meglio l'azione, Restivo, Molinaro, grande palla per Scalavino, Calvaruso, Molinaro non ci arriva di pochissimo ed era un'occasionissima per andare sul 5-2, era davvero una palla al bacio quella di Calvaruso e Norfo protegge. Restivo, Molinaro, Scalavino, Restivo di prima per Calvaruso, tenta la girata sul Lupo, rimessa laterale per il 3M, predica la distanza, rimessa 3 battuta, Restivo, cambio sull'altro lato per Scalavino, il dribbling in velocità riesce a passare, ancora Scalavino, il tiro, Perona para, Palermo calcio 5 e va in avanti con Sgarlata, la tiene in campo, Sgarlata, Restivo fa fallo, secondo l'arbitro è fallo, ammonito Restivo e Zappato lo fa uscire.
perché poco fa mi stavo battendo. No, Fred, è per quello. Stai facendo tu, ma è sempre. Sì, ma manco ciò fanno. Che stai Calcio di punizione per il Palermo, calcio a 5. Ancora deve fischiare, deve sistemare il conto dei falli, anzi no, c'è il time out chiamato dalla squadra rosanero. 3M che in questo momento sta conducendo un grande incontro. Il gol del 4-2 è stata un'azione perfetta condotta dall'attacco del 3M e ha portato alla conclusione del gol, se non vado errato, di Calvaruso, che ha realizzato la sua personale doppietta, così come quella di Calò, che adesso passa a quota 11 in campionato. Antonio Calò, classe 2000 di grandissima prospettiva in un campionato di C1 che comunque può far riscoprire qualche talento interessante, anche perché c'è molta meno restrizione nello schierare gli under, meno obbligo, quindi si può giocare più liberamente e ancora ci sono dei giocatori davvero interessanti in questo campionato, giocatori di grande qualità come Molinaro per esempio per il 3M, Calvaruso, ottimo giocatore, grande tecnica, Calo stesso, insomma ce ne sono tantissimi giocatori da valorizzare, così come per il Palermo calcio 5 c'è Fabio Mineo, giocatore di cui io personalmente sono davvero innamorato. Comunque, tornando alla cronaca della partita, abbiamo il calcio di punizione per il Palermo calcio a 5, che va con Sgarlata all'indietro per Lupo. Saviano. Lo scambio con il numero 19 dovrebbe essere Russo. Sì, conferma il Russo, che tocca proprio questo pallone. Russo, il tiro, Norfo! Grande istinto qui. Il Norfone, grande parata. Palla all'indietro. Lupo. Scarlata, grande giocata qui. Ancora Lupo. Saviano. Russo. Lupo. Russo, grande recupero, il tiro da fuori. Calò lo prova, insidiosissimo il tiro di Calò. E gioca il Palermo calcio 5. Lupo prova il recupero, Scalavino, la palla va fuori però ed è rimessa laterale per il Palermo calcio 5 in una posizione complicata. Esce però benissimo. Ancora Sgarlata. Lupo va in mezzo, sbaglia il controllo Saviano ed è rimessa tra i 3M. Difesa del 3M che è stata disattenta in questa occasione, bisogna fare un po' più di attenzione. Comunque il risultato assolutamente meritato. Fallo su Scalavino, calcio di punizione. Scalavino. Di Grazia. Calò. Palla per Calvaruso che la tiene sulla linea, protegge col corpo. Calvaruso prova ad andare, testa bassa, viene fermato. Guerrero per Lupo, palla in mezzo, Calvaruso, grande recupero, la tiene in campo ancora Calvaruso. Fa girare la testa al Lupo, palla in mezzo, rischiosissima, qui Sgarlata, grande salvataggio di Roberto Di Grazia, di Carmelo Di Grazia, chiedo scusa, grande salvataggio per lui. Carichissimo Carmelo Di Grazia, qui è grande salvataggio che davvero sta salvando la partita del 3M. Palermo calcio 5 che va con Lupo. Lupo vuole proteggere Calò, pressa, recupera il pallone, rimessa laterale per il 3M. Di Grazia. Di Grazia ancora, palla lunga per Scalavino, forse troppo lunga, infatti non ci arriva. E gioca il Palermo calcio 5 dal basso con Guerrero. La gira per Lupo. Sgarlata. Lupo. Russo. Lupo di prima per Sgarlata. Sgarlata il dribbling. E ammonito Scalavino. Giusto così. Chiaramente in ritardo Scalavino. Purtroppo. Chiaramente in ritardo contro i falli 2-2.
grande giocata qui di Sgarlata, sarà andato in grande qualità. 2-1 in realtà il conto dei falli, notifica. Ancora Lupo, anzi no, era il numero 21 ammonito Scalavino appunto. 2-2 il conto dei falli, lo confermo. Palla per il Palermo Calcio 5, Sgarlata, Norfo fa una parata pazzesca. Giocatore che era meraviglioso, Alessandro Norfo. Ed è calcio d'angolo, la battuta Lupo, non lo vedete qui nell'inquadratura, ma palla girata per Guerrero. Guerrero all'indietro è pressato da Scalavino, duello tra i due 21. Giro palla di Perona, non l'ha saputo gestire. È Trem che gioca. Calò. Ancora no. Cerca la palla lunga per Calvaruso. Top un po' inseguita, però tiene il pallone. Calvaruso a terra, nulla di grave, nulla di regolare. Secondo l'arbitro Sgarlata la tiene col fisico. Partita dai ritmi intensi davvero questo secondo tempo. Ancora Palermo Calcio 5, Guerrero. Calvaruso lascia perdere. Lupo. Sgarlata. Lupo. Guerrero. Prestato a Calò. Gioca il Palermo Calcio 5, Russo protegge il Palermo, ma c'è Calò che recupera. Molinaro in contropiede, può andare per il Trem. Molinaro si avventura. Molinaro. Nulla di fatto. Rimessa per il Palermo Calcio 5. Gioca con Sgarlata. Ancora Sgarlata. Molinaro deciso, butta giù l'avversario. Fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione. Calcio di punizione che deve essere battuto quando l'arbitro fischia e quando finisce di completare la procedura dei falli. 3-2 il conto dei falli, non è il quinto fallo, il conto dei falli è quello, 2-3. Giro palla del Palermo Calcio 5, ancora Sgarlata. Sgarlata. Gioca ancora. Ancora il tiro, palla fuori. Ancora Norfo che va. Di grazia. Il tiro di Molinaro, tenta il tiro da fuori, non va. Ancora Palermo Calcio 5 con ancora Rizzuto che con calma vuole avanzare. C'è il quinto giocatore, il giocatore di movimento, il portiere attaccante, diciamo così. Tattica che nel futsal si adotta quando si vuole guadagnare la superiorità numerica. E di fatto può essere un'occasione per approfittarne per il Trem che può provare il tiro. Ovviamente bisogna essere molto bravi nel lavoro difensivo ed è time out chiamato con grande sapienza da mister Zapparata che serve a gestire meglio i tempi. Questo time out è assolutamente fondamentale per le due squadre. Palermo Calcio 5 che si schiera con il portiere attaccante, Trem che invece deve saper difendere e proteggere molto bene l'aria dall'assedio degli avversari, ma occasione che può essere sfruttata anche dai ragazzi del Trem perché basta uno spiraglio libero, basta un tiro fatto bene verso la porta ed è un altro gol. 3-4, Palermo Calcio 5-2, una partita davvero bella di calcio a 5 in questo girone di Serie C1, scontro playoff. Il Trem sta meritando la sua classifica
E Palermo calcio 5 comunque sta rispondendo bene. Intanto è la rimessa laterale per il 3M. Molinaro, ancora Calò, va il 3M. E adesso esce Perona, entra il portiere attaccante. Zapparata, lo sentì chiaramente dal suo urlo, vuole il 2-2 come modulo. E gioca il Palermo calcio 5 con Fabio Mineo. Rizzuto. Saviano fa il giocatore in movimento. Ancora Saviano. Il portiere in movimento, ecco, diciamo così. Mineo. Rizzuto. Saviano devono giocare con pazienza e girare. Il 3M deve essere bravissimo a difendersi perché non sarà facile. Rizzuto. Palla sulla laterale, Mineo. Mineo, attenzione qui, Calvaruso il tiro. Calò ne può approfittare. Calò, Mineo, grandissimo il recupero di Fabio Mineo. Bisogna solo applaudire un giocatore come Fabio Mineo, davvero. Ed è calcio d'angolo, ritorna però non importa. Calcio d'angolo che viene battuto adesso da Calò, all'indietro. Per Molinaro. Grande giocata qui di Calvaruso, fa sedere il portiere! Ed è gol di Calvaruso! 3-5. Palermo calcio 5-2. Risultato davvero incredibile. Calvaruso è davvero un giocatore pazzesco, tripletta messa a segno per lui. Una grande giocata, una grande finta sul portiere e ha saputo metterla perfettamente in rete. Calvaruso. È il pubblico del 3M che esulta in questo impianto sportivo davvero caldissimo quest'oggi, nonostante la temperatura che sono sicuramente fredde. Tocchiamo secondo me una punta di 18 gradi. È risultato sul 5-2 per il 3M. Vorrei capire, mi piacerebbe capire quanto tempo manchi effettivamente, perché appunto il tempo effettivo nella nostra grafica non potete vedere il tempo effettivo. Ogni cazzo di centimetro. Ammonito Rizzuto. Palermo calcio 5 che gioca con Rizzuto. Mineo. Adesso sì che gioca col portiere in movimento. Ancora il Palermo calcio 5. Saviano. Mineo e Rizzuto. Rizzuto. Calò va in pressione. Calvaruso su Guglielmini. Ancora Guglielmini, non è Saviano, è Guglielmini, chiedo scusa. Saviano invece è quello con la casacca, il portiere in movimento. Palla in mezzo, Rizzuto. Mineo. Saviano. Pressione che deve essere fatta molto bene da quelli del 3M. Mineo perde il possesso del pallone ed è rimessa tra i 3M. Palermo calcio 5 che perde tempo. E gioca Molinaro. Di Grazia. Molinaro, palla lunga che ci sta a spazzare via il pallone. E gioca il Palermo calcio 5. Entra di nuovo il portiere attaccante. Ancora Mineo. Saviano. Mineo. Che detti i tempi, ancora per Saviano. Palla per Rizzuto. Laterale per in mezzo e recupera Norfo. Prova il tiro, tocca le reti di sostegno. Qui il Norfo chiede scusa. Dove essere sfruttato meglio. Saviano. Mineo. Rizzuto. Rizzuto ancora. Mineo. Fabio Mineo. Rizzuto. Guglielmini. Prova la palla in mezzo. Recupero di Grazia. È deciso Molinaro. Rimessa laterale per il Palermo calcio 5. Calvaruso in pressione su Mineo. Palla all'indietro. Guglielmini. Calò. Palla fuori. Gioca il Palermo calcio 5 ancora con Fabio Mineo. 5-2 risultato, siamo negli ultimi, penso negli ultimi scampi di partita. Mineo gioca bene per Saviano. Attenzione alla difesa del 3M, deve tenersi davvero attenta. Calò, il recupero, Calò con la giocata non riesce. Palermo calcio 5 bene avanti con Rizzuto. Calò deciso, recupera. E Molinaro spazza.
Gioca il Palermo calcio 5 con la rimessa. Mineo. Saviano. Rizzuto. Mineo. Rizzuto. Guglielmini, recupero di Calò, la tiene sulla linea e poi palla fuori. Vediamo cosa dice. È rimessa verde, rimessa per il 3M. 5 metri di distanza, che è l'arbitro. Palla indietro Molinaro. Ritorna intanto Perona in porta. Di Grazia, Scalavino. Di Grazia può avanzare. Va Di Grazia. Carmelo Di Grazia viene fermato ed è fallo. Leggermente fuori dall'aria. E Rosso, ultimo uomo. Rosso. Il Palermo calcio 5 giocherà per qualche minuto col giocatore in meno. Contro i falli è 3-3. Giocheranno con l'uomo in meno fino a che non finirà questa azione. Potrebbe terminare col gol, ricordiamo il regolamento. Intanto vuole Zapparata, inserisce un uomo fresco, inserisce il pivot, Emanuele Runfolo. E il Palermo calcio 5 giocherà con 3 uomini di movimento e un portiere, che è appunto Perona. Calcio di punizione, batte Runfolo. Scalavino e Lisone. Vediamo come sfruttano questo calcio di punizione. E infatti la barriera sfalsata, giusto così. Giusto così, sapiente. Massimo Perona, il fischio dell'arbitro, la rincorsa Runfolo. Il tiro! Paratissima di Perona. E poi Scalavino, ancora il tocco. Palla lunga, tocca la rete di sostegno ed è rimessa tra il Palermo calcio 5. Sempre con un uomo in meno, il Palermo calcio 5, il 3M va in pressione alta, giustamente. Palla lunga, rimessa laterale. Molinaro, Zapparata io sto dicendo, siete un uomo in più, ragionate, sfruttate meglio il possesso. Norfo, Di Grazia, Runfolo con calma, vuole la calma Zapparata, anche se il suo tono non traspare calma. E intanto Runfolo, però Zapparata è questo, lo ami o lo odi? Io personalmente lo amo tantissimo. Grande condottiero, palla per Scalavino, Perona para. Palermo calcio 5 prova ad andare in avanti, grande recupero di Grazia qui, ma ancora Mineo va, viene fermato, Molinaro esulta. Intervento che vale come un gol per Molinaro. Rizzuto, Mineo, ancora con l'uomo in più, il 3M deve saperlo sfruttare, palla fuori. Scalavino, Molinaro, Di Grazia può avanzare, ne approfitta dell'uomo in più, superiorità numerica, Runfolo, Perona e poi Runfolo, ancora Perona. Grande parata, grandissima parata dell'esterno difensore rosanero. E 3M che non ha saputo sfruttare l'occasione, ma comunque davvero portiere interessantissimo Massimo Perona. Almeno in questa occasione ha dimostrato. Di Grazia, Molinaro la gira all'indietro, Norfo, due grandissimi portieri quest'oggi in questo pomeriggio di calcio a 5. Ancora Molinaro per Di Grazia, palla in mezzo, Scalavino a porta vuota. Cosa si è mangiato Scalavino? Poteva essere il 6-2, il 3M. Palla in velocità, attenzione, Palermo calcio 5 rischia molto qui il 3M, Guglielmini, Mineo non ci arriva. L'ultimo tocco è del 3M. Gioca il Palermo calcio 5, Rizzuto, Mineo, Guglielmini, Mineo, ancora palla per Guglielmini, il tiro, Norfo la fa sicura, Alessandro Norfo è l'uomo in più, lo può sfruttare il 3M, va a Scalavino, sovrapposizione veloce di Grazia, adesso rientra l'uomo però, e infatti è rientrato. E Palermo calcio 5 che rischia, guadagna un fallo ed è finita! Il 3M vince e porta a casa questo grande incontro 5-2, i gol segnati 3 volte da Calvaruso, 2 da Calò. Per Sporticili
E per gli amici a casa che hanno seguito questa partita su YouTube e non solo, per tutti gli amanti del calcio a 5, da Ludovico Campuso e da Sporticili è tutto. Grazie per averci seguito. Ricordiamo che potete seguirci sui nostri canali social, sia Facebook che Instagram, ma soprattutto sul nostro canale YouTube. Alla prossima!